Dio, tu hai preso la mia vita in mano tua e giorno dopo giorno l'hai trasformata in qualcosa di nuovo. Tu hai fatto... Buonasera, eccoci insieme, Koinonia, lettera ai Colossesi, Paolo che scrive ai cristiani della chiesa di Colosse per indurli ad essere attenti all'area, la voglio chiamare così, del ringraziamento, per essere partecipi nell'unità, nella consapevolezza della speranza, una speranza che è certezza, per essere al tempo stesso consapevoli che la continuità nella preghiera è anche anticipatrice di un frutto che potrà essere portato. Il ringraziamento, il primato di Cristo nella Chiesa sarà l'oggetto della riflessione di questa sera. Un primato che nasce nel Vecchio Testamento ed è quello che vedremo. E preghiamo insieme. Signore che sei nei cieli, Padre Santo, tu che ci hai liberati dal potere delle tenebre, tu che ci hai trasportati nel regno del tuo amato Figlio. Lode a te, Signore, perché in te abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Lode a te che sei l'immagine di un Dio invisibile. Lode a te che sei il primogenito di ogni creatura. Grazie, Signore, perché in te sono state create tutte le cose, visibili e invisibili. Gli angeli sono stati creati da te, Signore. Grazie perché tutte le cose sussistono in vista tua, Signore Gesù Cristo, che sei prima di ogni altra cosa, capo del corpo che è la Chiesa. Vittima sacrificale, agnello, che toglie il peccato dal mondo e da ogni singolo che crede in te. Lode a te, o Signore. Lode a te, o Signore, noi siamo pronti per te a metterci in discussione, a esaminare noi stessi. Signore, rendici pronti anche ai contrattempi, alle insicurezze, perché tu sei una sicurezza, Signore. E allora non abbiamo paura di niente. Ti preghiamo nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Dunque il primato di Cristo vedremo. Dunque il combattimento per questo Cristo che è il primo e assoluto protagonista della storia dell'umanità. In Lui, per Lui, leggeremo, per mezzo di Lui, tutte le cose sono state create. E allora andiamo a vedere questo testo e cerchiamo di concentrarci proprio su questa parte della lettera ai Colossesi, il capitolo primo. Io vorrei ricominciare proprio dal versetto numero 13, quello che sta comparendo adesso in sovrimpressione, e andare fino alla conclusione del capitolo. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze.
Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza, e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo, di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo istruendo in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. L'Antico Testamento, dicevo, preannuncia la venuta di Cristo. Non dobbiamo mai dimenticare questo aspetto, questa premessa. Sì, pensi a Filippo che in Atti, al capitolo 8, tra i versetti 32 e 33, cita Isaia e dice, vedete quello che è scritto? Ora il passo delle scritture che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? Quindi si vede questa offerta sacrificale di Gesù Cristo già in Isaia. Ricorda Filippo al celebre ministro della regina Candace, di cui il passaggio di Atti 8 che abbiamo letto. Ma io vedo anche in Giovanni, capitolo 1, una documentazione di grande rilettura veterotestamentaria, e voglio andare a Giovanni 1 e proprio al primo capitolo, ecco che leggiamo: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Se andiamo avanti troviamo essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Questo testo, questi versetti coniugati con il 14 e con il 16 poi portano un'altra notizia. Se andiamo a leggere insieme il versetto 14 e 16 sempre sempre di Giovanni, capitolo 1, non lo vedo comparire, ma ve lo leggo
lo stesso, vado a trovarlo nel testo. Per essere testuali, sono di quei versetti che noi dovremmo conoscere a memoria, ma comunque il fatto di ritrovarli con facilità nella Bibbia certamente ci aiuta. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. E vorrei anche suggerire questa documentazione di grande lucidità, proprio direi veterotestamentaria, il versetto 16. Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, ma tutto è dipendente dal fatto che all'inizio dei tempi, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. In questo modo così conseguenziale dobbiamo leggere. Così come poi possiamo ritornare alla potenza espressiva di Colossesi, capitolo 1, questa lettura che abbiamo appena cominciato, della seconda parte del capitolo stesso. Lo rileggo, questi versetti tra 15 e 19, lo rileggo questo testo. Sentite un po'. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito degli morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza. Voglio sottolineare questa potenza espressiva che non ammette segreti. Gesù Cristo è venuto con il suo spirito, ma anche con il suo corpo, in una pienezza. La testualità che abbiamo letto rivela la vera identità del Signore in relazione a 4 cose che dobbiamo osservare in questo passo: Dio, l'universo, il mondo invisibile, la Chiesa. Gli eretici hanno spesso considerato Gesù una figura espressiva di una serie di spiriti minori emanati da Dio. Paolo le definisce l'immagine del Dio vivente. Anche l'uomo è immagine di Dio, ma non rappresentativo di quella perfezione della quale si parla quando si presenta nella scrittura Gesù Cristo. L'uomo peccatore, creato a immagine di Dio, rimane imprigionato nei limiti determinati dalla caduta e dalla corruzione a causa del peccato. Diversamente dall'uomo, Gesù Cristo è l'immagine dell'eternità e per l'eternità del suo splendore e della sua gloria. Ricordiamo in Prima Giovanni, al capitolo 14, al versetto 9, anche se non va in onda la sovraimpressione, lo sentiamo: chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, che è comparso, lo leggo tutto, Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi conosci, non mi hai ancora conosciuto. Filippo dice a uno dei 12: chi ha visto me ha visto il Padre, come mai tu dici mostraci il Padre? Chi ha visto me ha visto il Padre. Una rappresentazione, una manifestazione di Dio che sottolinea anche la primogeneità di ogni creatura. Dagli ariani ai testimoni della torre di guardia, quanti negano la divinità di Cristo si fondano su questo versetto.
indica uno studioso del quale ho letto il commentario MacArthur, che la parola di derivazione è prototokos, che indica nel greco l'ordine cronologico, ma si riferisce soprattutto al rango. In Genesi, per esempio, Giacobbe è il primogenito, così come viene indicato, ma non ricevette la primogenitura. Giacobbe, il primogenito, avete capito bene, ricevette la primogenitura, ma non ricevette la primogenitura Esaù, che in ordine cronologico era nato prima di Giacobbe. Israele è chiamato il primogenito di Dio. I Salmi ci danno un'altra indicazione, al capitolo 87, il Salmo 87, versetto 27. Lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. In Apocalisse Gesù è chiamato il primogenito dei morti, ma non è il primo ad essere resuscitato dai morti in ordine di tempo. Egli è prima, sì, di ogni altra cosa, come dice Michea, e solo Dio esisteva prima della creazione, prima di ogni altra cosa. La supremazia di Cristo sul creato si fonda su 3 ragioni. Paolo afferma che Gesù ha creato tutte le cose, che la creazione è avvenuta in Lui. La creazione è sbalorditiva. Se andiamo a ritrovare qualche pagina scientifica, scopriamo che il Sole ha un diametro di 1.392.000 km, 100 volte la Terra, e può contenere 1,3 milioni di pianeti. La stella Betelgeuse ha un diametro di 161 milioni di chilometri. La galassia, cui appartiene il Sole, la Via Lattea, contiene centinaia di miliardi di galassie. L'universo dunque testimonia la stupefacente sapienza e conoscenza del suo creatore. Pare accuratamente progettato per il benessere dell'uomo, scriveva nel 1985 Donald Young. Un cambiamento della velocità di rotazione della Terra intorno al Sole o sul proprio asse sarebbe catastrofico. Un certo ordine prevale indipendentemente dalla mente umana, dice Max Planck, premio Nobel tra i fondatori della fisica moderna. Sembra di leggere il Salmo 19 tra i versetti 1 e 4, un salmo che ci racconta, che sembra rendere testimonianza da parte della natura stessa al suo creatore. Ascoltiamolo. Salmo di Davide, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non sode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole. Vediamo un po' come la natura rende proprio testimonianza al suo creatore. Così come sta scritto in Romani 1, versetto numero 20. Le sue qualità invisibili, la sua eterna
potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, inescusabili gli uomini che negano l'esistenza di Dio, perché hanno visto molto bene le sue opere. Il primato di Gesù è dato dal fatto che egli è prima di ogni cosa. In Giovanni capitolo 8, versetto 58, Gesù dice: prima che Abramo fosse nato, io sono. Da sottolineare questo io sono, nella lingua italiana un modo indicativo tempo presente, che non è un io ero, che sarebbe nella lingua italiana un imperfetto. Prima che Abramo fosse nato, io sono. In Apocalisse è definito l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Ora, va detto, tutto questo universo è determinato a finire. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10, sentite un po' che parole drammatiche: i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in esse saranno bruciate. Questa è parola di Dio, non è catastrofismo. Dunque, fino ad allora Cristo sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, come testimonia l'Apostolo e comunque l'autore della lettera agli Ebrei al capitolo 1, versetto 3. Egli, Dio, ha creato l'universo e l'universo esiste al di fuori e lo preserva. Egli che ha creato tutto l'universo. E oltre a questo abbiamo anche trovato Cristo non è un angelo. Ebrei 1, 7, 8. Mentre degli angeli dice, dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, parlando del figlio dice: il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Quasi conseguenziale, Filippesi 2,10. Nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Egli è il capo del corpo. Anche questo emerge da questo testo che abbiamo letto. La Chiesa è stata definita in vari modi nella Scrittura: famiglia, regno, vigna, gregge, edificio, sposa. Forse la parola corpo è quella parola che più si addice alla Chiesa nell'ambito di questo contesto in cui ci troviamo. La Chiesa quindi è un organismo vivente, controllata dal capo, e il capo la controlla, dimostrando due cose: l'unità e la forza organizzativa e la tensione finale. Cristo non è un angelo di servizio, è un capo, è principio. La Chiesa è eletta prima della creazione del mondo, come testimonia Efesini 1, versetto 4, ma l'ha generata Cristo. Gesù regna dunque supremo, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli angeli per essere salvati, solo in Cristo siamo completi. Tutta la pienezza di Cristo è a disposizione dei credenti. Se la nostra benedizione futura sarà vivere dove Egli è, quale modo migliore di prepararci ad essa se non contemplando in anticipo e con costanza
questa gloria. E dunque Dio ci ha riconciliati tramite Cristo. La riconciliazione implica un cambiamento di stato nell'ambito di un rapporto. Abbiamo la pace. Ex nemici, ora siamo diventati amici. C'è qualcuno che ritiene che Cristo non basti. Sarebbe troppo facile, si dice, sarebbe troppo comodo. Paolo difende la sufficienza di Cristo discutendo 4 aspetti: il piano di riconciliazione, i mezzi della riconciliazione, lo scopo della riconciliazione, l'evidenza della riconciliazione. Osserviamo il piano, primo punto. La creazione era molto buona, il peccato distrusse la perfetta armonia. Tant'è vero che Paolo scrive ai Romani al versetto 22 del capitolo 8, la creazione geme in un travaglio. Quindi si tratta di riconciliare a sé tutte le cose. Ma la creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, dice Paolo in Romani 8,21. Dio farà di nuovo amicizia con il creato, comprese le persone, ma chi non avrà accettato. E qui stiamo parlando delle persone, non saranno le stelle che dovranno chiedere a Dio di essere riconciliate, sono le persone che devono chiedere a Dio, anche tu che sei in ascolto forse, la riconciliazione. Una riconciliazione obbligatoria, non facoltativa. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, 15. Bisogna prendere sul serio la parola di Dio, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ho imparato anche soltanto da questo passaggio 4 cose. Appunto dicevo, prendere sul serio la parola di Dio. La seconda cosa, non è un linguaggio medievale, non è una cosa per persone che sono soggette a suggestioni medievaliste. Terzo, è parola autorevole. 4, è progettuale. Eravamo lontani da Dio con i nostri pensieri, con le nostre opere, nella testa e nel fare. Pensieri, opere, nella testa e nel fare. Abbiamo detto la riconciliazione progettuale. Ora parliamo dei mezzi della riconciliazione. Cristo si offre, il suo è il sacrificio sulla croce, il suo sangue lava il peccato e allora siamo senza difetto. Tuttavia si deve perseverare. In Giovanni 10, i versetti 17 e 18 ci portano a comprendere che per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla. Poi il sacrificio sulla croce è offerto da Cristo stesso. Ho sentito spesso una discussione in ambito ebraico e in ambito cristiano per cui c'è stato un palleggio delle responsabilità, no? Sono stati i romani a crocifiggere Cristo, dicono no, i responsabili siete voi ebrei. Di fronte alla responsabilità dal punto di vista storico-politico ci interessa fino a un certo punto, dal punto di vista scritturale Cristo si offre, abbiamo letto in Giovanni, capitolo 10, versetti 17 e 18, quelli che sono appena scorsi. L'offerta è volontaria, la croce è l'offerta di sangue che lava. Il sangue è per noi la fonte per risorgere. Abbiamo detto anche i mezzi della riconciliazione quali sono. Osserviamo lo scopo della riconciliazione.
quello di renderci santi, separati da coloro che dicono che è tutta bella letteratura, o peggio ancora, senza difetto non perché siamo bravi noi, perché Cristo agendo in noi giorno dopo giorno ci rende senza difetto e quindi irreprensibili, non siamo riprendibili, non possiamo essere ripresi, ma si osservi davanti a sé. Tutto questo è finalizzato per essere questo, senza difetto e irreprensibili davanti a sé, davanti a Dio, separati, senza imperfezioni che nessuno può accusarci davanti al potente eterno. E questa osservazione che abbiamo fatto ci lega con l'evidenza della riconciliazione, il quarto punto del quale possiamo parlare. Chi è salvato persevera. È evidente che se sei convinto non è un'improvvisa infiammazione. Nella mia gioventù da sportivo seduto, per un tratto della mia gioventù ho vissuto un'infiammazione particolare. Chissà, forse nessuno di voi l'ha sentito mai da me questo. Per la pallamano. Ho vissuto un'infiammazione. Ho cominciato ad andare a giocare a pallamano con un docente di educazione fisica al quale è stata dedicata una palestra nella città di Udine, vi dico, figure di altissimo profilo. E ho cominciato con tanta voglia di fare, ma è stata un'improvvisa infiammazione, poi ho cambiato idea. Non ho perseverato. Nella fede non può essere questo. Il salvato persevera, altrimenti se non persevera vuol dire che non era proprio convinto. Non si cambia idea. I santi sono separati, sono senza difetto, sono irreprensibili. Questa è l'evidenza della riconciliazione. Questo passaggio della santità, dell'essere separati, verso l'assenza di difetto, verso l'irreprensibilità, davanti a Dio, vestiti di nuovo. Io sono servitore del Vangelo, dice allora ancora Paolo. E la mia domanda per noi tutti che ci incontriamo poi nella fase online successiva a questo incontro è: e tu vuoi essere servitore del Vangelo? E se vuoi essere servitore del Vangelo, io ti chiedo, in che modo vuoi essere servitore del Vangelo? Utilizzando quali strumenti? Egli dice: sono lieto di soffrire afflizioni. Noi tutti vogliamo stare bene. A nessuno piace soffrire. Dovesse esserci una sofferenza. Siamo pronti a soffrire nella carne? Magari siamo pronti a soffrire perché ci troviamo in pochi in questa città a lodare il Signore o in questa sala. Potrebbe essere una sofferenza anche questa. Una sofferenza fisica nella nostra carne, nella nostra mente. Siamo pronti a soffrire per il Vangelo e a offrire la nostra sofferenza al corpo, alla Chiesa, perché quando sono debole sono forte, dice l'Apostolo in 2 Corinzi 12,10. Perdiamo un momento di vista la nostra comunità, questa qui di Via Croazia Udine dalla quale vi parliamo, e pensiamo alla Chiesa nella sua totalità. Paolo offre alla Chiesa della quale è servo la sua sofferenza. Tanto sa che quando attraverserà delle acque, quando camminerà del fuoco, il Santo di Israele sarà con lui, Isaia 42. Perché sa che quando sarà stanco e oppresso,
il Signore darà a lui, Paolo, il riposo. E allora io ti chiedo, e noi abbiamo queste certezze? Il mistero nascosto per tanti secoli, 2000 anni fa, si è rivelato e la progettualità della rivelazione include ebrei e gentili, gli stranieri, e allora il nostro scopo è triplice: la proclamazione verso gli altri, l'esortazione verso gli altri e l'istruzione verso gli altri. Se il nostro scopo è triplice, proclamiamo, esortiamo e istruiamo. 3 caratteri che non vanno disgiunti nella nostra operatività ogni giorno. Obiettivo? Ogni uomo in Cristo deve definire 2 cose: che questa proclamazione, questa esortazione, questa istruzione sono una fatica e sono anche un combattimento. Una fatica perché è comunque faticoso portare avanti un progetto, un combattimento, perché ci sono delle forze spirituali che si opporranno a ciò. Io penso che ci possiamo fermare qui. Con chi ci segue senza collegarsi dopo, un saluto, una buona notte nel Signore. Con coloro che invece hanno il collegamento per rimanere ancora insieme nel dibattito che segue, un immediato